Lunedì 19 maggio. Aperti a chiedere e dare perdono. Perdona l'offesa al tuo prossimo e allora, per la tua preghiera, ti saranno rimessi i peccati. Queste parole non solo ci invitano a perdonare, ma ci ricordano che il perdono è la condizione necessaria perché anche noi possiamo essere perdonati. Dio ci ascolta e ci perdona nella misura in cui sappiamo perdonare. Gesù stesso ci avverte: la misura che userete la useranno su di voi. Beati i misericordiosi, perché otterranno misericordia. Infatti, se il cuore è indurito dall'odio, non è nemmeno in grado di riconoscere e accogliere l'amore misericordioso di Dio. Come vivere dunque questa parola? Certamente perdonando subito se c'è qualcuno con cui non siamo ancora riconciliati. Ma questo non basta. Sarà necessario frugare nei recessi più profondi del nostro cuore ed eliminare anche la semplice indifferenza, la mancanza di benevolenza, ogni atteggiamento di superiorità o di noncuranza nei confronti di chiunque ci passi accanto. Chiara Lubi, stracci del commento alla parola di vita, agosto 2002. Ciao, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno. Parola di vita, maggio 2025. Signore, tu conosci tutto. Tu sai che ti voglio bene. Vangelo di Giovanni, capitolo 21, versetto 17.